Amici di Diretta Sport e di Mondo Verde Azzurro, siamo a Ossi, benvenuti al Walter Frau. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Gianluca Rubiu si apprestano a raccontarvi Ossese Nuorese. Scarico all'indietro, il pallone che arriva tra i piedi di Arca, prova l'escursione offensiva al terzino sinistro, il cross a rimorchio per il sinistro, al volo! C'è il gol di Davide Madeddu, Ossese 1, Nuorese 0. Il pallone che arriva sulla linea di fondo, là dove mette la palla in mezzo, il pareggio della Nuorese, ha segnato Mauro Ragazzu al quinto minuto, l'immediato pareggio della formazione barbaricina, il gol di Ragazzu. Le gesta dei 22 in campo, bella giocata di Nurra, al limite il numero 10, la palla per Chelo, sinistro, ha segnato l'Ossese, di nuovo in vantaggio la formazione bianconera al 15esimo, il gol di Michele Chelo. Il terzino sinistro, Dettori col controllo a seguire, non trova spazio per servire Chelo, scarica per Contini che prova il destro sul secondo palo. In area Fancellu, Chelo, Cocco, arriva anche Gueli, il traversone per il colpo di testa di Antonio Cocco. Duello proprio con Piriottu, doppio passo di Dettori. Piriottu non si fa incantare, arriva comunque il traversone dal fondo, la volée di Nurra, la parata dei buoni conti, gli applausi del Walter Frau. La battuta sul primo palo, buoni conti con i pugni. Contini, beffato da Ragazzu. E poi scarica all'indietro per il proprio estremo difensore che rischia tantissimo sulla pressione di Chelo. Apertura sulla destra, il cross di Ilario sul secondo palo, il colpo di testa di Cocco, il pareggio della Nuorese, 44esimo. Nel corso del primo tempo ha pareggiato la Nuorese, ha pareggiato Fabio Cocco. Nuorese che nel corso di questo secondo tempo attaccherà da sinistra a destra rispetto ai vostri teleschermi e al vostro punto di osservazione. Il gol di Ragazzu annullato dalla segnalazione dell'assistente. Cross da destra sul secondo palo, bella palla per Ragazzu, poi arriva sulla ribattuta di Fancellu Santoro. Piga, pensa al tiro, lo scocca col sinistro. Centrale, la parata di Carta. Santoro alle porte dell'area di rigore, rientra sul sinistro, conclude, sbuccia Carta, errore clamoroso, Nuorese in vantaggio al 13esimo minuto della ripresa, il gol di Giacomo Santoro. Arriva la battuta direttamente in porta da parte di Meloni, con le mani Arca, colpo di testa di Antonio Cocco. Cerca spazio per il traversone, poi si libera anche di Muresu col tunnel, grande giocata di Fabio Cocco, che grandissimo gol di Fabio Cocco, 4-2 Nuorese, una giocata sensazionale di Fabio Cocco. Gueli, Arca, rimane a terra Aiana, cartellino rosso per Mattia Gueli. Pallone per Madeddu, poi dentro per il destro dall'interno dell'area di rigore di Spano. Ancora pressato il numero 8 Arca, si muove Antonio Cocco, la sponda aerea, il colpo di testa, vogliono calare il pokerissimo, la palla dentro per Ragazzu, a tu per tu Ragazzu, si divora il 5-2. Arrivano ora i tre fischi di Gianluca Sata di Ozieri, è finita al Walter Frau, colpaccio della Nuorese che espugna il campo della terza forza del campionato, lo fa con il punteggio di 4-2